Siamo a Villa Amalfitano per la conferenza stampa del primo corso di enoturismo in collaborazione tra l'Istituto Vite Vino e l'Associazione Italiana Sommelier Sicilia. Importante questo connubio tra l'Istituto e l'AIS per questo corso di enoturismo. Sì, è importante perché si mettono assieme due capacità, una che è quella dell'istituto impegnato da anni nella formazione e nella promozione del vino del territorio siciliano, e l'altra è quella dell'AIS che da oltre 40 anni fa formazione e comunica il vino e il territorio in Italia e all'estero. Per cui è un connubio molto importante, ma che spera di poter dare presto alla Sicilia delle persone qualificate che sappiano comunicare i giacimenti enogastronomici che in Sicilia ci sono. Alcune aziende vitivinicole sono sede di questo corso, quindi un connubio tra le aziende, l'AIS e l'istituto. Sì, perché è il posto migliore dove poter conoscere, dove poter studiare, approfondire il prodotto tipico e il territorio. Quale miglior luogo per capire un vino se non dove nasce, se non ascoltando i produttori, se non vedendo quelli che sono i magnifici contesti storico-culturali dove sono spesso allocate le aziende. Quindi un modo per comunicare la Sicilia vitivinicola anche al di fuori della Sicilia. E soprattutto rivolta ai turisti che vengono da fuori, che vogliono conoscere questo aspetto molto particolare e soprattutto raccontare quello che noi diciamo sempre, che la Sicilia dal punto di vista enologico non è soltanto un'isola ma anche un continente, quindi accompagnare le bellezze turistiche dell'isola ad aspetti molto particolari della sua enologia. In un momento di globalizzazione dei mercati, raccontare specificità è un elemento di maggiore attrattiva che la Sicilia può offrire.